E ben ritrovati cari amici lettori e spettatori di Verona News, benvenuti di nuovo su un nostro approfondimento su la rubrica che noi chiamiamo Verona News Checkpoint. Prima di introdurre e di dare nuovamente il benvenuto su questi schermi all'ospite di oggi, vi ricordo quelli che sono, come li chiamo io, i compiti per casa fondamentalmente, quindi di seguirci sulla pagina Facebook mettendo il famoso cuoricino, quindi del mi piace. Eccola qui, ve la presento, Anna Maria Bigon, che è consigliere regionale Veneto del Partito Democratico. Grazie di essere di nuovo qui con noi a Verona News. Grazie, grazie mille a voi per la richiesta. Buongiorno a tutti. Allora, si parlava prima di temi caldi, insomma, come ho voluto, diciamo, ecco, condividere come tema l'estate dei gazebi, no? Nelle piazze da parti ovviamente diametralmente opposte. Il tema però è unico, cioè è quello dell'autonomia differenziata. Procede a passo spedito il referendum del no, quindi insomma verso il referendum abrogativo, la proposta di referendum che in Italia può essere solo abrogativo sull'autonomia differenziata, quindi vorrei appunto che lei ci desse diciamo un'ulteriore visione d'insieme, insomma quali sono le ragioni del no di opposizione a questo provvedimento che in realtà è già legge. Ma intanto grazie mille per la domanda. Le ragioni del no sono molteplici e sono sia tecniche che sociali, ma non lo diciamo solo noi come Partito Democratico, lo dicono anche i sociologi, lo dice anche la Conferenza Episcopale. Tanti sono i soggetti che si lamentano e soprattutto si lamenteranno di quello che sta succedendo se verrà applicato. Perché? Perché di fatto aumenta le disuguaglianze. Le disuguaglianze aumenteranno non solo all'interno della stessa regione, e lo vediamo già nelle materie da questa gestite, ma aumenteranno anche e spaccherà l'Italia in 20 sistemi diversi e in 2 Italie diverse. Autonomia deve andare a braccetto con la sussidiarietà, siamo d'accordo, ma anche la solidarietà. Il paese per essere sviluppato, per avere uno sviluppo pieno, completo, deve essere unito. E questo tipo di autonomia di questo tipo ovviamente perché anche noi siam stati promotori di un'autonomia, parliamo anche del titolo quinto, della modifica della Costituzione, ma questa autonomia non va bene. Quindi aspetti tecnici perché aumenta le disuguaglianze, ma anche sociali. Gli altri aspetti sono ad esempio la mancata conformità e la mancata identificazione dei LEP e non sono assolutamente finanziati. Non può partire una legge come questa senza prima determinarli. Sono 20 anni che aspettiamo la determinazione dei LEP. Guardate, i LEA ad esempio, i LEA sono i livelli essenziali di assistenza, che a diversità dei LEP, che sono i livelli essenziali di prestazione, son partiti nel 2001, ma a distanza di 24 anni, 23 anni, in tante regioni non sono appartiti e in tante regioni, anche le più ricche, solo in parte funzionano. Per cui, ecco, se i LEA non sono partiti e non sono completamente attuati dopo 24 anni, difficilmente possiamo in 1 anno far partire l'AP, soprattutto se non sono finanziati. L'altro aspetto qual è? Che si chiede alle regioni, di poter partire con l'autonomia senza chiedere, quantomeno o i conti in ordine o non essere stati commissariati prima, per cui insomma ci sono tante questioni tecniche e sociali che a noi non vanno bene. Come accennava lei, c'è il discorso di un'ulteriore separazione proprio tra nord e sud. Non a caso, insomma, diciamo una parte molto forte proviene dalla Puglia, da Emiliano, insomma, da delle regioni del sud che naturalmente sono molto ecco, contrarie a questo tipo di provvedimento. Ecco, sulla sanità, insomma, si sente parlare in maniera specifica che possa essere davvero un autogol, insomma, qualcosa che vada a togliere molte Assolutamente sì. risorse. Ass Assolutamente sì, non possiamo pensare che i LEP non vengano finanziati. Noi nella sanità e quindi i diritti non solo sanitari ovviamente, ma anche quelli, sociali, pensiamo alle case di riposo completamente in difficoltà, pensiamo alla disabilità, tanti servizi che oltre alla sanità sono in difficoltà, devono essere assolutamente finanziati. Noi abbiamo bisogno del 7,5% del PIL ogni anno. Mancano quindi all'appello 20 o
25 miliardi per aver quantomeno una garanzia in Italia di eguaglianza, di partenza di servizi quantomeno di livelli essenziali uguali per tutti e anche di prestazioni, come dicevamo, dei LEP uguali per tutti. Altrimenti non si può partire ed è questo proprio il problema. All'interno delle stesse regioni, anche quelle più ricche, vediamo la Lombardia, vediamo il Veneto, i servizi sanitari non sono garantiti. Basta vedere le liste d'attesa, basta pensare che tanti non vi hanno accesso alle case di riposo. Abbiamo 1500 in attesa solo a Verona delle case di riposo. Quindi, insomma, ci sono tante cose che devono essere ovviamente riviste, ma soprattutto finanziate. Allora, come possiamo pensare di far partire questa legge senza prima metter mano al portafoglio e quantomeno investire nelle risorse di cui tutti hanno bisogno e soprattutto hanno diritto? Veneto 2025 significa che si ritornerà insomma a votare l'anno prossimo. Ecco, in questo senso insomma le attività insomma, del Consiglio regionale adesso che è estate un po' come il calcio estivo insomma magari vengono un attimino rallentate, però so che come dire, si discutono sempre di grandi temi. Con lei volevo fare insomma una sorta anche qui di riassunto e di quello che naturalmente dai banchi dell'opposizione si può utilizzare come elemento per costruire una candidatura forte, insomma, quello che il Veneto ha ancora bisogno sicuramente nel dopo Zaia, perché comunque questo è l'unica cosa certa è che Zaia appunto non ha la possibilità di ricandidarsi, insomma, per cui è un passo nuovo anche per la regione. Assolutamente sì, è un passo nuovo, non solo Zaia non potrà ricandidarsi, ma vediamo anche delle divisioni all'interno della stessa maggioranza, anche sul fatto dell'autonomia differenziata, ad esempio, non c'è così unanimità come si pensa e si crede, ma anche su altre questioni. Al di là di questo aspetto noi dobbiamo prepararci, lo dobbiamo fare soprattutto appunto sulla sanità. Noi investiamo circa 11 miliardi di euro in sanità, che sono esattamente quello che lo Stato versa alle regioni. La regione invece ha bisogno di investire molto di più. Noi dobbiamo tutelare soprattutto le persone più deboli e deboli vuol dire che una famiglia su 4 ha difficoltà ad accedere alle cure. Ha difficoltà perché nel momento in cui pensiamo che dovrebbero essere completamente gratuite, ad eccezione dei ticket e quanto dovuti, in realtà dobbiamo pagarsi le cure, questo è già un problema enorme. Ma non solo, la non autosufficienza, la mancato investimento sulla natalità, altro problema molto, molto importante che investe il Veneto. Il Veneto è in misura uguale a quella della media italiana, ma comunque in modo molto importante. Il Veneto è sempre stato attrattivo. In realtà cos'ha? Un problema enorme, che tanti giovani se ne vanno via, non lo è più attrattivo. Non lo è più perché non riesce a trattenerli, non riesce a dare opportunità e sbocchi professionali. E perché questo? Perché bisogna investire. Bisogna investire, ma soprattutto bisogna programmare, bisogna avere delle idee per il futuro. La sanità è fondamentale perché avremo anche un invecchiamento della popolazione molto importante, che potremo contrastare solo appunto investendo sulla natalità. Sono 2 fronti fondamentali che la regione deve prendere in mano. E in realtà abbiamo visto insomma che la regione in questi anni ha guardato più a altro, ha investito ad esempio sulla pedemontana e vediamo i risultati di adesso con debiti che potremmo invece avere investito magari somme che avremmo potuto investire sulla sanità, sul sociale. Ma abbiamo un turismo molto importante anche, che deve essere sicuramente portato valorizzato perché abbiamo un territorio che è stupendo. Abbiamo tante piccole imprese che vanno sicuramente rassicurate, ma anche prese in carico e portate avanti nel miglior dei modi, dando loro gli strumenti necessari, togliendo quella burocrazia che la maggioranza da una vita dice di voler togliere, ma che di fatto ha invece aggravato in questi anni. Tutte competenze comunque della regione che avrebbe potuto sicuramente svolgere in modo migliore, che noi nel nostro programma cercheremo di portare avanti. Non si possono anticipare i tempi, ma una chiusura con un sapore squisitamente più politico, insomma. Le metafore calcistiche so che sono molto apprezzate e hanno A portato Verona naturalmente sì. anche fortuna, esatto. Quindi, insomma, si può immaginare un qualcosa anche a livello regionale a forma di squadra, modello Tommasi, attualmente, In campo lo largo. dico
è un campo largo, ecco, insomma, che ovviamente fa discutere a livello nazionale, ovviamente ogni regione ha le sue dinamiche. No, no, è già iniziato il percorso, è già iniziato, tanto che il Partito Democratico ha coinvolto un po' tutte le forze di minoranza, comunque del centrosinistra, cercando di allargare maggior modo possibile, in modo tale da dare veramente un'alternativa credibile. Io credo che l'alternativa sia dovuta e necessaria, i cittadini lo dovranno capire. È l'esempio della democrazia, l'alternativa e l'alternanza. Dopo 20 anni, 30 di governo sempre, sempre di centrodestra, io credo che sia veramente il momento dell'alternanza ed è l'esempio, sarebbe la forma più alta di democrazia che la politica può dare ai cittadini. E ovviamente ringraziamo davvero Anna Maria Bigon, consigliera Grazie. regionale Veneto del Partito Democratico. A risentirci e buona giornata. Grazie, grazie mille. Arrivederci, grazie.